Domenica sarà una partita sicuramente importante e anche decisiva, oltre che essere un derby con una squadra che insomma non lascia a desiderare come il Trapani. Qual è l'obiettivo del coach Gianni appunto in vista di questo derby? Ma sicuramente l'obiettivo primario in questo momento della stagione è quello di vincere. A noi mancano 2 punti per la matematica certezza di essere all'interno della griglia playoff, dove siamo stati dalla prima giornata fino ad oggi, ma questa vittoria è quella che dovrebbe sancire oggettivamente questo nostro accesso, per cui è il primo obiettivo. Il derby è sempre una partita con significati e con un fascino particolare, quindi ci teniamo a fare bene, soprattutto il derby qui in casa ci teniamo a concluderlo con un risultato positivo, e sappiamo che anche per Trapani sarà una partita particolarmente importante, perché in caso di sconfitta sarebbero fuori dai playoff loro al contrario, quindi diciamo ci sono 1000 significati per un clima da battaglia, per un clima da finale vera, nella quale dobbiamo saper interpretare, ecco, anche le tematiche tattiche oltre che emotive. Vincendo si va direttamente ai playoff, quindi anche la giusta gratificazione di un campionato che i suoi ragazzi hanno ben disputato, insomma si può fare un bilancio positivo, insomma è soddisfatto finora diciamo del comportamento della squadra, coach? Sì, è stata una stagione difficile, avevamo un obiettivo primario irrinunciabile che era la salvezza, che è arrivata molto per tempo. Oggi abbiamo il secondo obiettivo che è sempre stato nel nostro DNA, ovvero quello di impreziosire con l'accesso ai playoff qualsiasi stagione, e siamo a un passo dall'ottenerlo. Dobbiamo fare una valutazione tutto sommato di una stagione positiva, anche in considerazione, soprattutto in considerazione degli infortuni, dei problemi, delle problematiche fisiche, di tutto quanto ci ha un po' messo in difficoltà durante l'anno nella gestione normale del gruppo di lavoro, del gruppo della squadra. Certo, oggi ottenere i playoff sarebbe un'inconfutabile conferma della validità e della positività di questa stagione, non dimenticando che siamo anche certi che l'anno prossimo Agrigento ancora una volta sarà nella Lega 2, anche in una Lega 2 a 28 squadre, quindi dobbiamo essere sereni da questo punto di vista, ma questo non vuol dire che vogliamo privarci o che non diamo la giusta importanza all'accesso ai playoff, che per noi è sempre stato un imperativo a un certo punto della stagione. Facciamo un appello ai tifosi a sostenere la squadra in quest'ultimo rush finale, no? È soddisfatto anche dell'apporto dei tifosi della stagione, coach? Ma io dai tifosi, voglio dire, prendo tutto quello che ci regalano, che ci danno, sono convinto che questa è una piazza che potrebbe dare molto di più, da questo punto di vista, soprattutto a squadre giovani come quelle che stiamo facendo negli ultimi anni e che per svariati motivi qualche volta non risponde al 100% delle proprie potenzialità e di quanto potrebbe fare. Questa è una partita che credo sia inutile, quasi offensivo, spiegare nel suo valore emotivo e nel suo valore tecnico, quindi credo che chiunque abbia a cuore, abbia una passione sportiva, abbia a cuore lo sport agrigentino, sia un tifoso nostro, questa sia una partita alla quale non può trovare un motivo per mancare, qualunque sia la sua situazione, per cui mi auguro, anche perché da Trapani sono annunciati tanti tifosi e quindi vorremmo non correre il rischio, fra virgolette, lo dico scherzando, di giocare in trasferta, e quindi mi auguro in una risposta che ci aiuti ad arrivare a questo sogno che tutti quanti ormai da qualche settimana continuiamo a cullare.